Signore e signori, il Messi contro Ronaldo degli scacchi c'è stato, è anche già finito, anzi la maggior parte di voi sapranno già come è andata a finire. In questo Speed Chess Championship, evento organizzato da chess.com, ci si sono ritrovati in finale dopo una serie di scontri e eliminazione diretta. Carlsen contro Nakamura, qualcuno paragona Nakamura a Messi, qualcuno paragona Carlsen a Cristiano Ronaldo. Ragazzi, ha vinto, così come è successo anche nei mondiali di calcio di quest'anno, ha vinto Nakamura, ha vinto Messi per un punto che è veramente poco. E se avete un attimo di pazienza prima di andare a vedere le partite, che onestamente non ho visto anch'io perché ero in viaggio ieri, quindi voglio vederle con voi insieme per la prima volta, andiamo a vedere lo storico di questi due giocatori in questo torneo. Andiamo indietro. Al primo turno abbiamo il buon Nakamura che gioca contro Paraivan David, che onestamente non conosco ma sarà un gran maestro dal 2007, e ha vinto, guardate, 19,5 a 7,5, veramente devastante. E anche il buon Carlsen sinceramente ci ha dato dentro, ha giocato contro il buon Kukesh, questo gran maestro indiano che sta facendo numeri da circo perché sta avendo una crescita esponenziale, però l'ha, possiamo dire, massacrato 22-7, è tantissimo. Le altre sfide invece erano abbastanza equilibrate, Caruana contro gli altri, eccetera, eccetera. Andiamo poi così ai quarti di finale, dove c'è stata ancora un'egemonia da parte di Nakamura contro Ronyan, 15,5 contro 8,5, praticamente l'ho quasi doppiato, e Carlsen, qui c'è stato il famosissimo Carlsen contro Caruana, 22-4. Per arrivare poi così nelle semifinali, il buon Nakamura contro Nihal Sarin, o Sarin, 14,5 contro 10,5, siamo quasi lì, ma comunque c'è stato anche qui una vittoria schiacciante. E Carlsen contro Vasher Lagrave, 17-9, vittoria schiacciante. E così si sono ritrovati poi in finale i nostri due carissimi amici che se ne sono date di santa ragione. Qui c'è lo specchietto. Ok, facciamo così, li andiamo a vedere proprio noi insieme da qui. Se io cerco, eccoli qui, Carlsen contro Nakamura, sono le ultime, che figata, che figata. Allora, andiamo indietro, quante ne hanno giocate? Tantissime, ne hanno giocate troppe. Ecco qui. Allora, la prima partita se la giudica Carlsen 1-0, poi se la giudica Nakamura 1-0 perché Nakamura in questo caso col bianco, e poi Carlsen e poi Nakamura, quindi fin qui tutto sul filo del rasoio, poi Carlsen e poi ancora Carlsen e poi ancora Carlsen che sta per prendere il volo. Oh mio Dio, tre punti di scarto sono tanti. Carlsen ancora? Non ci credo. Nakamura, pareggio, Carlsen, Usti, pareggio, Carlsen, non ci posso credere, pareggio. Ok, qui Nakamura, adesso ci saranno, immagino, una serie di vittorie di Nakamura perché Carlsen è in vantaggio, non ho tenuto il conto ma mi sembra di 4 punti. Qui ha vinto Nakamura, qui pareggio, qui Carlsen, pareggio, Nakamura, pareggio, Nakamura, pareggio. Wow, rimontone del Naka, mamma mia, rimontone e vittoria, perché poi ha vinto lui. Allora, andiamo a vedere quando c'è stata la sfilza di vittorie di Carlsen e poi la sfilza di vittorie di Nakamura. Allora, qui ha vinto, ok, qui si equiparavano ancora. Ok, qui pareggio, poi qui c'è stato Carlsen, Naka. Ok, vediamoci questa partita qui, sembra interessante. Allora, qui si giocava a 3 minuti più un secondo di incremento. Carlsen con bianco, Nakamura con il nero. Andiamo a vedere. D4, cavallo F6, cavallo F3. A 3. E mi diverte quando vedo queste cose strane perché il bello delle blitz è che ti puoi permettere di fare anche queste cose qui. Anche se, non vorrei dire una cavolata, ma questa mossa qui ha un senso. Qui chess.com non la chiamo in un certo modo, ma
è una variante, adesso non mi ricordo bene se era in questo o in un altro sistema che si chiama variante Kasparov, dove gioca a 3 prima di completare lo sviluppo e robe varie. Alfiere F4 e 3 è una sorta di... Sì? Questa? Esiste davvero questa mossa? Cioè il nero non può catturare qui? Perché in partita il nero cattura qui. Qui tu dici che il nero non può catturare qui perché questa mi è nuova e è fuori dalla mia comprensione. Cioè, il bianco cattura qui e il motore cosa dice? Ok, il motore dice come prima scelta alfiere per F4. Ok, mi sembrava di essere rimbecillito totalmente, ma poi sta cambiando idea e sta dicendo alfiere per F5 come prima scelta. Ma scusa, ma se io ti gioco alfiere per F4, così, chiedo per un amico e io catturo, non è una situazione bruttissima per il bianco, che ha questo che lo perderà sicuramente e questo sì, puoi giocare... Ah, tu dici che se gioco magari cavallo E5, il nero ha difficoltà a attaccarmi questo pedone qui. Per esempio, proviamo a vedere come poteva continuare così, perché adesso mi è incuriosito. Non so, donna C7, attacco doppio su entrambi i pedoni. E quindi dice donna D4 per difendere entrambi i pedoni. Ok, su donna D4 non ti può arrivare cavallo C6, per esempio. E ti arriva alfiere B5 inchiodatura. Alfiere D7 schiodandoti dall'inchiodatura, sei costretto a dare il cavallo. Qui hai una roba di questo tipo, qui cavallo C6. Mamma mia, che partita complicata. Va bene, continuo a far fatica a capire, ma ci credo. Ok, in partita è successo che invece Nakamura ha catturato alfiere per C5, C4, arrocco, cavallo C6, donna C2, bene, bene, la donna non ha giustamente paura dei salti del cavallo perché ci siamo protetti. E questa spinta qui è paurosa? Domanda. Questa spinta qui è paurosa perché spingo e sono costretto, suppongo, a catturare, arrivo col cavallo, vai con l'alfiere, arriva a torre di 1, magari è un po' fastidiosa. Va bene, va bene. Inchiodatura, questa sembra bella ma non si può fare perché la torre non è protetta dopo ipotetici sacrifici. Torre di 1. Qui cosa consigliamo il motore? Ok, cavallo di 2. Alfiere di 3. Ok, ora arrivano spinte che sembrano essere forti per il nero, no? Cattura. Aspetta, fammi riprendere a questa mossa. Cavallo di 4. Ah, perché c'è dopo la cattura, c'è la ricattura, scacco e si gioca sull'inchiodatura di questo cavallo. Bellissimo. Bella, bella, bella Naka. E per F4 la partita va così. E giustamente mi riprendo il pezzo subito. Scacco, mi paro con l'alfiere. Ok, proviamo ad andare un po' più veloci perché se no non ce la facciamo a dare un'occhiata a queste partite favolose. Ok, ora c'è pressione su questo punto e su questo punto. Quindi probabilmente il nero non può giocare a questo, o può giocarla comunque perché poi arriva torre B8. Ok, alfiere 6 era totalmente sbagliata, chiedo sempre per un amico, alfiere per 6, torre per 6. Ah già, perché non è più torre B8, una volta che le torri sono scollegate non ce l'è più. Ok, viene giocata questa, cavallo E5. Ok, perché ora c'è triplice pressione qui sopra e Nakamura dà la qualità. Dà la qualità per la coppia di alfieri. Ah no, in realtà se la riprende subito la qualità. Come non detto, B5. Ok, attacco sull'alfiere che va via. Donna, attenzione, c'è sia la scoperta sulla donna, ma c'è sia la scoperta sulla torre, poiché non è difesa. Ok, il nero si crea un angolino dove rifugiarsi. Cambio di donne. Ok, adesso come siamo messi a pedoni? Abbiamo 3, 6 pedoni per Carlsen contro 1, 2, 3, 4, 5. Questo pedone un po' tanto avanzato come questo pedone tanto avanzato. Ok, c'è un pedone in più Carlsen, potrebbe vincere, infatti vince, ok. Non c'è più il pedone in più, però
però c'è questo pedone avanzato del nero, che però è su casa scura, quindi come fai a catturarlo? Non si può. Ok, ora qui vince chi gioca meglio il finale, attacco sul pedone isolato. Attacco sul pedone isolato, che però è protetto. Ok, scacco, ci pariamo. Ok, qui chissà se... Ok, allora se ora giochi G per F3 scombini tutta la struttura pedonale, però se giochi G3 vai a fissare i tuoi pedoni su casa scura, quindi questo alfiere potrà fare manovre in futuro, non so come, tipo per attaccarti da dietro. Quindi credo che qui venga giocata G3 e invece no, viene giocata G per F3. Il motore consigliava G4 anche, G3 proprio sbaglia. Perché orco cane su G3 c'è il sacrificio e il pedone va a promozione. Porco cane. Madonna. Come si può perdere una partita che sembra che è abbastanza in G3? Mamma mia che svista che sarebbe stata. Infatti Carlsen gioca G per F3. Per H2 per attaccare questo pedone da dietro, quindi come ha fatto a vincere a questa Carlsen? Sul tempo avrà vinto, te lo dico io. 6, cioè qui Carlsen ha sempre 6 secondi. Nakamura 22. Carlsen sta giocando sempre con 6 secondi perché c'è un secondo di incremento. Bellissimi sti finali così. Attenzione, 5 secondi, Carlsen ritorna a 6, Nakamura continua a perdere tempo, continua a perdere 11 secondi contro 3, 8 contro 3. Arriviamo in questo finale dove Carlsen ha un pedoncino in più e qui niente, qui si arrende. Mi sono perso quando c'è stato quando è che è andato avanti di un pedone? Era già avanti di un pedone qui. Perché il re del bianco è riuscito a prendersi questi pedoni. Ok, questa è stata bella. Quindi questa è la prima vittoria del Magnussino. Poi qui ne ha vinto un'altra, addirittura qui aveva donna e torre. Andiamoci a vedere, sempre 3 minuti. Ok, Carlsen ormai ha scelto di svelare le sue carte e gioca sempre la stessa apertura. Ok, questa volta non si fa cambiare l'alfiere, ma è lui a cambiarlo. Donna B3 per attaccare la debolezza. B6. Cavallo. Ok, torre, cambio. Ok, si è creata la struttura Carlsbad, questa struttura dove il bianco punta sull'ala di donna e il nero punta sull'ala di re, e ora in teoria il bianco dovrebbe giocare sulla debolezza di questo pedone C6. Anche perché ricordate sempre, no, che i pedoni indicano dove attaccare. Quindi vediamo cosa si inventa qui Carlsen per giocare contro questo pedone C6. Come potrà fissarlo ulteriormente? Allora, quando questo cavallo se ne andrà via, qui si creerà l'avampostone. Quindi probabilmente questo cavallo o non se ne andrà via, o qui si creerà l'avampostone dove si attacca anche il pedone C6. E vediamo i piani di gioco che scelgono di utilizzare. Alfiere, bella questa mossa perché gioca sempre contro questo pedone, sia perché l'alfiere poi può andare qui, sia perché impedisce di mettere una torre sulla colonna C. Questa è bella. Torre C7, ma viene impedito ovviamente il raddoppio da parte delle torri. E ora cavallo B5. Cavallo B5. Fammi pensare, perché questa cavallo B5 è fortissima. Intanto c'è un doppio su torre e donna. Se io catturo, non c'è un cambio di torri normalissimo. Che cos'è che non vedo? Fatemi pensare, perché questi non fanno ste mosse a caso. Cioè tu mi regali un cavallo a pro di cosa? Cattura, io poi ho donna per D5 con attacco doppio su torre e su alfiere. Sì. E infatti mi sa che la partita così, C per B5, torre per C3. Mamma mia, raga, cioè, questi sono fuori di testa. E da notare che Carlsen qui a 2 minuti e 41 muove la mossa. No, ok, ogni volta è la seconda volta che faccio questa figuraccia, anche nel video precedente c'è qualcosa che, vabbè, ha già messo 20 secondi per vederla, però fuori di testa.
Cioè, fuori di testa pensare, qui una persona normale pensa, che ne so, pensa un H3, pensa, non so, di muovere, spingere il pedone in B4, non so, loro pensano a questa mossa sapendo benissimo che la torre è controllata dalla donna. E nel loro cervello, che è un computer, dice, cioè, proviamo a calcolare comunque per vedere cosa succede. O forse vede subito che la donna è, tra virgolette, sovraccarica, perché non lo so, a me veramente non sarebbe mai venuto in mente cavallo B5. D'altronde, cattura, 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 cattura. Forse quello che gli ha dato, come si dice, il là per questa mossa è stato vedere la torre, l'alfiere, la torre in E8 e l'alfiere in F5 sospesi. E quando ci sono dei pezzi sospesi, i tatticismi sono sempre dietro l'angolo e dunque, come faccio ad attaccare torre e alfiere? Lui diceva con donna D5 e quindi ha trovato il modo per fare andare la sua donna in D5. Geniale, geniale. Beh, qui vince perché hai... Che cos'hai qui? Qui c'hai un pezzo in più ora, no? Davvero? Davvero è stata giocata questa? Cioè, anziché salvare la torre, Naka decide di salvare l'alfiere. Ok. Non so perché. Non so perché. Dopo questa mossa il computer dà più 4 e 16. Guardate la barra del bianco devastante. Allora penso sia una partita a senso unico. Ah, forse vuole intrappolare la donna, ma non c'è modo per intrappolarla. Qui sì. Qui sono perso qualcosa qui. Cavallo. Cattura di donna. Cattura di donna. Cavallo. Forse c'è qualcosa con torre C8 che mi sta mancando perché qui sembra che abbia dato un pezzo gratis. Tac. Ah, ok. Si è ripreso l'altro cavallo. Quindi questo è un modo per forzare il cambio dei pezzi. Tu ti prendi il cavallo, io ti prendo il tuo cavallo. Ok, ci siamo. Sacrificio di pedone. Ok, chiodatura. Ok. La donna ritorna anche a dare uno sguardo difensivo, sacrificio. Ok, forse qui Naka spera in un perpetuo perché il re ora si sposterà in queste zone, la donna è pronta a entrare in G3 ma credo che non ci sarà nessun perpetuo. Ok, entrate di cavallo. Ora io inizierei ad inchiodare questo cavallo tipo così. Re 2. Entrata di donna. Ok, re al sicuro. Il re al sicuro, non c'è più nulla da fare. Ok, il re al sicuro. Vabbè, sta benissimo lì. Cambio dei pezzi. E niente, qui c'hai una torre in più. E niente. Ah, qui continua. Non abbandona Anaka. Non abbandonare a questi livelli in questa posizione. Che sei sotto anche di tempo. 4 secondi Naka, 12 per Carson, vuol dire proprio che era arrabbiato. Noi sappiamo, noi che magari seguiamo gli stream di Nakamura, sappiamo quanto lui gli scoccia perdere. Qui continua a giocare per cosa? E niente. Wow. E qui era Carson in vantaggio di qualche numero. E qui ancora no, qui inizia a vincere Nakamura. Ecco, vediamoci qualche partita dove vince il buon Nakamura. Qui vince addirittura nel medio gioco. Vince, magari ruotiamo la scacchiera a favore nostro. Qui vince il medio gioco, partita 5 minuti. Ecco, è interessante vedere come Carsten abbia avuto supremazia nelle partite a 3 minuti, Nakamura in quelle da 5+1. Quelle un po' più ragionate. Sai, solitamente si dice Nakamura è un grande lampista bullettista, ma ha avuto la meglio, da quello che stiamo vedendo, in queste partite un po' più ragionate. Catalana per Carsten, difesa classica. Vediamo come si difende Nakamura contro la Catalana, perché vi ricordo che alla mia domanda esplicita al gran maestro Andrea Stella faccio: Andrea, ma tu in torneo come ti difendi contro l'apertura catalana che sembra devastantemente forte? E lui disse: non c'è difesa che tiene. E vediamo cosa gioca. Ok, variante di cambio. Donna C2, A6, mossa importante per minacciare di sostenere, A4 per evitare il sostegno,
alfiere D7. Mossa importante perché questo alfiere vuole andare in C6 e rompere le scatole all'alfiere in fianchetto. Ok, infatti è andata così. È andata così. Ok. Ok. Ok, fin qui tutto ok. Attenzione, attenzione, i due alfieri che si guardano, ci sarà sicuramente il cambio. C'è stato. Attenzione, attenzione, C6. Ok, alfiere B4, donna B6, torre D7, raddoppio. Ok, questa cattura è buona, questa cattura, sì. Ok, qui ovviamente se si spingeva cosa succedeva? Cattura, poi c'è il pedone. Aspetta, se si spingeva qui, sì, ok, no, niente. Spingi, cattura, c'è il pedone qui, però io ho due attaccanti, quindi non si può far, non si può far, ok. Ok, penso che ora forse si cattura, sì. B6 non penso che la faccia. B6 non penso che la faccia. L'ha fatta. Ok, ora c'è il pedone B6 che è debole, quindi si presume un raddoppio di torri sulla colonna B. Esatto. Beh, qui sembra che Carsten stia bene, no? Forse c'è qualche tatticismo che non vede a un certo punto. Attacco due volte sul punto qui. Ok, quindi dal pedone Nakamura dà il pedone B per il pedone E. Perché non ha catturato? Infatti il computer dava anche questa, ma prima scelta D5, fantastica, D5 e per D5. Torre per B6. Qui devi calcolare tutto. Devi calcolare tutto. E 5 di Carlsen che spinge, guadagna spazio, cavallo E4. Ok, questa è stata sbagliata. Qui ci voleva cavallo D4, dice il motore, ma torre A6, che sembra buona perché attacchi la donna e ti prendi il pedone, dice che è sbagliata perché ora c'è donna C8 con attacco sulla torre che al momento è tenuta. Non si poteva catturare questo pedone? Chiedo sempre per un amico. No, perché sulla cattura c'è questo. Ok, e ora però attenzione che la torre soffre di mobilità. Attenzione a quel pedone. Attenzione, cavallo minaccioso. E oddio. Oddio. Questa mossa permette cavallo F4, il computer dice scacco matto in 12 mosse. Oh mio Dio. Proviamo a calcolarla. Se il re va in F1 arriva lo scacco, però c'hai sempre cavallo F1, no? Cavallo E1 per... Se il re va in F1 arriva donna qui allora. Arriva donna qui e poi entrate qui. Se il re va in G1 arriva sempre donna qui e donna qui, penso sia imparabile. Arriva donna qui. Cavallo E1 per tenere. Torre. Torre che si attacca. Ok. Ok, adesso le vediamo tutte al computer e se cattura ovviamente arriva su. Se cattura il cavallo arriva forse donna G4, scacco, il re si sposta. E poi c'ho forse scacchio, mi riprendo. Vediamo come va a finire. Re H1 viene giocata in partita e donna H3. Poiché in caso di, chiedo sempre per un amico, scacco, come va a finire la situa su questa qui. L'ho vista. Donna F3. Bellissima, scaccomatto, bellissima. Sì, vabbè, ma voi siete dei malati mentali. Voi siete dei malati mentali, non potete vedere queste cose. Non potete. Cioè, non puoi vedere cavallo F4, dai. Onestamente. Sì, allora, ci sono, come dicevamo prima, ci sono i presupposti perché c'è la prima traversa scoperta. E generalmente la prima traversa, così come per l'ottava, si tende a non lasciarla mai scoperta. Hai un cavallo avanzato, sì, è molto difficile da vedere. Dicevamo che su Re G1 c'era torre C1, esatto, c'è la torre C1 subito, sì. Sì, perché non hai più
non hai più, ok. Mentre sul re in F1 hai sempre torre C1 e poi quando lui si para col cavallo mi sa che arriva lo scacco di donna. Donna H3, re G1 e giochi sempre sull'inchiodatura scacco matto. Fantastico. E in partita invece, e se si catturava il cavallo, presumo lo scacco, esatto, re in F1, donna per F3 dando un tempo al nero che può giocare al limite torre C6, perché questa è comunque imparabile. E sì, è imparabile. E se gioca questo, se si gioca questa, arriva D3 con supporti. Arriva D3 e tu puoi giocare torre re G1, arriva D2, arriva questa. Madonna. Cioè, calcolarle tutte ce ne vuole. Invece in partita arriva questa e questa, dicevamo. Perché c'è il matto qui, cavallo E1 per tenere il matto, torre C1 o altre cose strane. E su questa, ok. Bene, bellissima, bellissima. Insomma, qui Nakamura ha visto una bella tattica, e c'è anche quest'altra di Nakamura che vince, che stravince nel medio gioco. Sembra veramente che si trovi a suo agio 5 minuti, questa volta col bianco Nakamura, che fa lui una catalana a Carlsen, che gioca questa che è una sorpresa. O è un mouse che è scappato e vuole andare in E6, ma E5 è una sorpresa. Ovvio che provocatoria, se catturi col cavallo perdi la torre, e se catturi col pedone arriva cavallo G4. È interessante questa trappolina, che però il computer dà D per E5, cioè dà vantaggio del bianco, però è una cosa che non si vede così spesso, quindi questa la potrò riutilizzare io da nero. Questa è bella, questa è una sorta di ovest indiana più coraggiosa. Cattura la mossa migliore, si cattura la mossa migliore, cavallo, ok, per riprendersi il pedone e credo anche per mettere un po' di pressione su F2. Ok, mi sono ripreso il pedone, chiaramente non puoi riprenderlo altrimenti perdi subito l'alfiere del fianchetto. Cavallo BD2, un errore, e ora cavallo per F3, cavallo per F3. Perché era un errore? Dov'è l'errore? Qual era l'errore? Cosa bisognava? A Rocco bisognava fare, va bene, scacco, alfiere di 2, ok, cambio dei pezzi totali praticamente. Bella questa trappolina contro la catalana, veramente interessante. A5, torre, E6, B per C5. Ok, sì, ci siamo. Qui aveva tutto calcolato Carlsen. Ok. Si vede che la posizione del nero è più compressa. Ok, questo cavallo insieme alla donna attaccano H7. Ah, ok. Perché c'è sia l'attacco di matto su H7 che l'attacco sull'alfiere sospeso, quindi obbligata. È entrato in settima. Nakamura. In cui questa è probabilmente d'abbandono. Cavallo che cerca di... Ok, perso anche questo pedone. Ora c'è la maggioranza sia sull'ala di re che il pedone passato, isolato e facilmente supportabile. Cavallo che torna a dare una mano alla difesa e attacca anche alla torre. Ok, vediamo come si sviluppa. Mamma mia, che brutta situazione per Carlsen, veramente brutta. Cambio di torri. Ah, che situazione. Qui si soffre, guardate come il bianco cerca di cambiare le donne. Non vede l'ora di cambiare le donne il bianco. Spero che non ci riuscirà mai. E niente, qui abbandona perché si minacciava il cambio forse sul cavallo e in caso di donna D6, alfiere per E6, donna per E6, ulteriore cambio, A6 diventava veramente
una difesa estenuante e dopo torre C6, sto seguendo le prime mosse del computer, donna E4, no scusa, donna E4 è questa, scacco, re H2 e donna F5 per attaccare qui, donna per F5, va bene, va bene, va bene, va bene, qui è poi veramente solo questione di tecnica, questo re verrà a rompere le scatole, la torre dovrà rimanere alla difesa di questo pedone si potrà dare anche al momento giusto, magari in questo modo, è interessante, bella, 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 e se si vede come in queste partite Carlsen abbia sofferto, non è arrivato proprio alla fine sano e salvo, cioè ha abbandonato quasi in medio gioco. Beh, ci sono stati dei colpi tattici molto forti da parte di Nakamura che, se non mi sbaglio, vorrei dire una cappellata, se riconferma per la terza volta di fila il vincitore di questo torneo. Quindi complimenti a Nakamura che ha dimostrato la sua esperienza nelle partite veloci. Bene, 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 bene. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao.